Quello che è stato fatto è un assurdo, perché ritornare indietro dopo tantissimi anni dove ormai la cittadinanza si era abituata a una certa fluidità di traffico è stato un errore grandissimo. Tra l'altro con la conferma da parte dell'amministrazione Piero Bon che lo confermeranno così, e quindi hanno ragione i cittadini a protestare e a fare la raccolta delle firme. Il senso unico in Borgo Bassano era stato introdotto alcuni anni fa per delle buone ragioni, argomenta il candidato sindaco Gilberto Bonetto. Toglierlo adesso non è stata una buona scelta. Sulla viabilità in generale non si devono fare piccoli interventi a francobollo, ma bisogna analizzare i flussi del traffico dei borghi per capire bene dove si vuole andare da qui a 10 anni. Gli interventi vanno fatti con la lungimiranza di come si trasformerà la città a livello complessivo. Questo è un po' il difetto che ormai questa amministrazione sta portando avanti, l'arroganza con cui stanno governando lo dimostra, perché decidono sopra la testa dei cittadini senza minimo di confronto, e credo che questo sia un grande errore. Il fatto di istituire, se saremo noi eletti, i consigli di quartiere, i consigli di frazione, proprio per avere la condivisione della popolazione, anche se non al 100% ovviamente, credo che questo sia un grande segno di democrazia che a Cittadella aspetta.